e a un certo punto però io non ho più retto, l'incapacità di agire conseguentemente a quelli che sono i problemi da affrontare, che sono criticità per la città totalmente irrisolte. La sua uscita da capogruppo consigliare di Insieme per Belluno, che sostiene la maggioranza a Palazzo Rosso, e il suo approdo al gruppo misto fece clamore lo scorso maggio perché Fabio Bristotte, detto Rufus, in una lunga lettera circostanziata mise in fila uno ad uno i problemi sul tappeto a partire dalle opere strategiche neppure affrontate. Pensavo di verificare personalmente l'avvio dei lavori del piazzale della stazione, ma è stato rimandato sine die. Dovrebbe partire la prima settimana di settembre quello delle Gabelli, ma non mi risulta che ci siano ancora indicazioni in tal senso. E dopo ci sono le problematiche di più ampio respiro, e il Nevegalle è una di queste, dove secondo Bristotto sono necessarie una soluzione politica e un'assunzione di responsabilità, considerando che forse la prossima stagione e anche il futuro saranno del tutto compromessi se non ci si darà una mossa. Il Nevegal senza stagione invernale comunque è una stazione turistica che perde completamente di appetibilità, e in questo senso i lavori che erano stati effettuati anche quando ero io assessore, vale a dire l'adduzione dell'acqua in Nevegal, ora necessita di un'opera altrettanto importante e strategica, che è la capacità di garantire l'innevamento artificiale attraverso la creazione di un bacino. Infine le manutenzioni del territorio, con la situazione eclatante dello stato in cui versano i cimiteri comunali. Arriverà fino alla fine questa giunta? Non lo so, io per la città spero di sì, e spero che vengano finalizzate le opere proposte. È indubbio però, e credo di essere assolutamente oggettivo, che la mancata programmazione e la mancata comunque anche capacità di controllare i lavori eseguiti sono sotto gli occhi di tutti. Una città che sta lentamente subendo il degrado, soprattutto nelle politiche manutentive, e questo credo sia abbastanza evidente.